Sono oltre 400 gli ex studenti dell'Educandato San Benedetto venuti a Montagnana per festeggiare il bicentenario della loro scuola e ritrovarsi di nuovo dopo anni. L'Educandato ha istruito, dal 1811 ad oggi, migliaia di studenti, alcuni dei quali attualmente ricoprono ruoli importanti nel territorio e non solo. In loro è rimasto vivo, conservato, inalterato, valorizzato qualcosa che l'istituto, i docenti, gli insegnanti, il personale ha dato loro. Il fatto di venire qui è la restituzione, è una forma di gratitudine grandissima. È per noi una fonte di grande orgoglio sapere che molti montagnanesi e molti che dai paesi vicini sono venuti qui a studiare hanno avuto la possibilità di avere successo e di diventare delle grandi persone nella loro attività e nel mondo. Sicuramente la ricchezza personale è anche una ricchezza per il territorio ed è qui che vorremmo porre l'accento. Questo vuole essere anche l'augurio per le nuove leve, per i nuovi giovani che prendano esempio da questi grandi, da queste persone e dall'amore e dalla dedizione che hanno dedicato a questo istituto, che riescono a trasmettere loro quei valori dei quali oggi sono promotori e speriamo siano gli stessi valori che animeranno le prossime generazioni. Forti le emozioni anche dei tantissimi professori che, dopo molti anni, rivedono i loro ex alunni e inevitabilmente tornano alla mente ricordi e sensazioni di quel periodo. Ho avuto il piacere di conoscere il primo ragioniere diplomatosi nel 1951 e la prima maestra del dopoguerra diplomatasi nel 1941. Mi piace anche ricordare una ex allieva, Olga Gugelmo. Si è diplomata maestra ed è diventata poi suora delle figlie della Chiesa. Ebbene, purtroppo la sua vita fu molto breve, ma fu così intensa e così ben diretta al bene che ora ha raggiunto il grado di serva di Dio. L'Educandato è la mia vita. Qui dentro sempre 36 anni. Attraverso le lettere, ragazze e ragazzi mi hanno scritto e mi hanno fatto capire che loro mi hanno seguito e mi hanno dato ragione. E questa è la gioia più grande per me. Abbiamo lavorato tanto bene insieme, vero Alberto? Veramente. Abbiamo avviato le sperimentazioni, tutte e tre Alberto. Il liceo pedagogico sociale prima, il classico europeo e poi il liceo delle scienze sociali. Una grandissima emozione, tanto è vero che quando ho ricevuto l'invito l'ho letto 3 volte. Io sono uno degli alunni che ha frequentato il San Benedetto più di mezzo secolo fa. È cambiato moltissimo, credo addirittura come caratteristiche umane di chi ha nel tempo frequentato questo istituto. Noi eravamo figli di coltivatori diretti, di artigiani, di piccoli commercianti. È nato da noi il cambiamento generazionale di quelli che adesso frequentano questo istituto, fortunatamente in condizioni migliori delle nostre. E poi è cambiato molto il modo di fare educazione rispetto al nostro tempo, non nella sostanza. Sono venuta da Roma perché io ho vissuto la mia infanzia qui e ne sono uscita nel 59 con il diploma, per cui posso solo che esprimermi con un ricordo veramente meraviglioso. Qui ho potuto realizzare anche alcuni sogni perché mi hanno insegnato a ballare, mi hanno insegnato a cantare, si faceva pittura, ci si intratteneva e io credo che queste cose siano ancora all'ordine del giorno, almeno presuppongo e spero. Gli ex alunni hanno potuto partecipare ad un percorso guidato nell'attuale edificio, con i suoi laboratori e le sue aule, così tanto diverse da quelle che avevano conosciuto nella loro infanzia, e in questo viaggio fra memoria ed attualità hanno avuto come guide gli attuali giovani studenti. Non è mancata la funzione religiosa, celebrata per l'occasione dall'attuale Monsignor della parrocchia di Montagnana, Renzo Zecchin. La funzione eucaristica della domenica è invece stata celebrata da padre Flaviano Gusella, anche lui ex studente del San Benedetto ed ora rettore del santuario di San Leopoldo Mandic in Padova. Al termine del pranzo di gala, consumato nel salone centrale, storica sede di tante recite di fine anno e di tanti incontri culturali, sono state consegnate le medaglie d'onore a coloro i quali hanno dedicato oltre 30 anni della loro vita al servizio dell'Educandato
e dalle istituzioni che hanno contribuito economicamente ed organizzativamente alla perfetta riuscita delle celebrazioni del bicentenario dell'istituzione culturale di maggior pregio per il territorio. Io arrivo proprio a cavallo di questi festeggiamenti per il 200°, un momento importante per il Ducandato, un momento importante per la sua attività, un momento storico di una certa rilevanza. Ed è anche un momento in cui si può anche pensare e rivedere quello che si è fatto, vedere quali sono le prospettive, quali sono le possibilità che si possono perseguire per ottenere sempre maggiori risultati, alla luce anche di quella che è la realtà oggettiva del tempo. Con le ricerche della signora Ortolano possiamo dire che su questi luoghi, esattamente su questi luoghi, si educano ragazze ed ora naturalmente ragazzi da 500 anni, un traguardo assolutamente straordinario proprio. Le celebrazioni termineranno ufficialmente il 15 ottobre 2011 con un convegno nazionale incentrato sul ruolo e le prospettive delle istituzioni educative in Italia.